day. All my troubles seem so far away. Scusa, dottor Faraway, che cosa stai suonando? Ma almeno dico, c'è un collegamento streaming. Vabbè, tra poco c'è il collegamento streaming e ti mette a strimpellare anche robe di sconosciuti, almeno come fai delle canzoni conosciute. Meglio di questa, non lo so. È sconosciuta lei, diciamo, questi sono i Beatles, dottore. È stata forse una delle canzoni più famose del mondo. Io l'avevo scambiata per una canzone di Alice, perché più o meno. Ma quale Alice? A parte che Alice canta in italiano, poi. Vabbè, no, ma anche in straniero canta. Sono io canto in italiano non comprensibile. Ma cosa fai? I treni per Tosera ha fatto, in quel senso è di straniero. Mao, fatemi la cortesia di non ricordarmi episodi, diciamo, tristi della mia vita. Che episodi tristi? No, dico anche queste cose Alice. Io ho avuto anche un contraddittorio. Una liaisione con la realtà. Sì, non nessuna liaisione. Abbiamo avuto un contraddittorio che è finito in tribunale. Quindi, voglio addirittura dire. in tribunale. Guarda che quando io con Alice, con me si scherza sino a un certo punto. Oltre, io metto avvocato, tu lo sai. Via, lascio tutto all'avvocato. Per carità, a me la cosa che viene da pensare è come mai lei stava scherzando con Alice. Questa è una cosa che mi risulta bizzarra. Abbiamo avuto un trascorso artistico insieme. Addirittura avete fatto una canzone insieme. No, come Battiato. abbiamo fatto uno spettacolo insieme, si può dire. Diciamo. E allora lì non è tanta finita come doveva finire. Ecco. Addirittura. Non è stato all'altezza della situazione, dottore? No, perché a me è un articolo quello che non interessa neanche. Da dove arrivo io, quella lì. Alice lì ci potevi fare i coprisedie, capito? Non dica così, va bene, allora è stata un'icona, che erano tra l'altro i suoi anni. Certo, è stata un'icona a casa sua, ecco. Va bene. Non ci perdiamo in queste cose. Esattamente, in queste polemiche stupide, anche perché io mi ero messo in bocca un toroncino e ho arrivato, attaccato il collegamento. Ma lei non deve mettersi in bocca il toroncino. Vabbè. Allora faccio anche una figura barbina col pubblico e non l'ho mai fatto. Tra l'altro il pubblico, tanto uno più uno la meno. camera è lì, ecco. La camera è lì. Saluti il pubblico, saluti in camera. Soprattutto ricordi che siamo qui al birrificio delle officine ferroviarie perché questa sera ci sarà il penultimo appuntamento con Roba Forte. Noi è volato il tempo, siamo stati più di un mese al Boffi, il nostro ritorno da dove siamo partiti, perché ricordiamolo che questo programma live è partito proprio qui al Boffi. Quanti anni fa? Ma un paio di anni fa, 3 anni fa. 3 anni fa. Penso come passa il tempo quando si fa cultura. Esatto, sì, è chiaro. 3 anni fa siamo partiti qua, adesso abbiamo fatto questo finale di stagione questo mese e questo sarà la penultima appuntamento e il prossimo mercoledì l'ultimo è il penultimo, adesso non ci dico. Però stasera, diciamo, dottore, noi avremo delle rubriche, magari ci può dare qualche anticipazione, avremo anche degli ospiti. Ecco, io non amo mai dare anticipazione sulle rubriche. Lo so, però siamo verso le ultime puntate, visto che ce lo chiedono anche spesso. Non mi fate sbottonare. Invece avremo, perché se no cascano i pantaloni come sempre avremo ospiti di grande lignaggio, perché tutto questo mese abbiamo avuto grandi ospiti di cultura. È vero, questo è vero. Ecco, e allora anche questa sera avremo un grande ospite. Manterremo fede a ciò che è stata la nostra caratteristica sugli ospiti. Avremo un grande numero, lo possiamo anticipare? Dobbiamo anticiparlo. Allora abbiamo Max Casacci. Max Casacci, il producer. Nel mondo dello spettacolo, nel mondo della cultura, io lo considero come il numero 1. Max Casacci, va bene, sicuramente uno di Serie A, ecco, però lei lo considera il numero 1, quindi stasera è contento perché avrà il numero 1 qui su questo tavolo. Esattamente, noi abbiamo avuto tutti i numeri 1 qui, ecco, però nello specifico Casacci, soprattutto nelle produzioni, è il numero 1 Casacci. Io guarda, stasera, ma anche nella città di Torino, comunque uno non solo la città, è un artista nazionale e internazionale. Vabbè, ma per la nostra città è tanto, e io devo essere sincero, se la gioco. Tra l'altro, a proposito di città, stasera presenterà proprio un progetto che diciamo fa suonare questa città, la città di Torino, perché sono tutti suoni campionati, cioè che ne so, ci sarà il suono del cucchiaino di
di Mulassano. Lei spesso va a fare colazione da a Mulassano. voglia. Io sono sempre da Mulassano e E delle volte- in vetrina si mette. Tu pensi che quando ha rifatto i bagni Mulassano mi ha portato a me a scegliere, a scegliere i servizi Il water, sanitari? gli ha fatto scegliere il water. Appunto, chissà come mai. Va bene. E quindi ci saranno tutte queste cose, ci farà sentire anche questo lavoro e poi chiaramente lei potrà intervistarlo. Sì, guarda, era un lavoro che io avevo già fatto tanti anni fa, i suoni di Barriera. Sì. Questa cosa qua. Vi voglio far sentire il campanello delle case di Lobue. Sì. Oh, scendi! Ecco, questo Ma era- così- No, getta la chiave, getta Questo la chiave. È molto, diciamo, analogico, quasi africano come suono. Ve lo Certo, potete perché dire. diciamo, hanno imparato nelle palazzine popolari di Lobue a usare Una il citofono giungla. 2 o 3 anni fa. Ecco. A casa sua usavate il tantam. Va bene, allora, Non lasci perdere, non accetti provocazioni perché non è il caso, perché poi la puntata è ancora lunga, la serata è lunga. deve ancora iniziare, quindi vogliamo invitare tutti voi questa sera qui al Boffi. Tra un po' si apre anche la cucina, al Boffi si mangia molto bene, Sì. c'è una cucina, diciamo anche possiamo dire all'americana, Certo. non un fast food, ma proprio- con gli ingredienti del fast food, quindi chiaro. ecco, tutte le specialità della cucina americana e Noi ne proviamo una stasera, una cosettina. una cosa perché Nuova. ci sono anche le costate marinate. Marinate 12 ore. 12 ore. 12 ore. Nella birra. Ecco, allora pensate cosa diventa questa costata quando poi la butti dentro un forno e diventa una cosa Ma la cosa più meravigliosa. bella è quando la butti in bocca. Sì. È quello dopo, infatti mi stai già facendo venire l'acquolina e mi sto mangiando le rossana perché ho fame. Non si faccia questa botta di zucchero. Allora prima noi di cominciare. vi invitiamo qui al Boff, quindi prima venite a cenare, subito dopo alle 22 Sì. noi partiamo con questo penultimo appuntamento. Io guarda, devo essere sincero perché il pubblico ci ha sempre sostenuti, sarebbe bellissimo questa puntata e la prossima vedere il locale ripieno di gente. No, ripieno che Che significa? qua Non se è che devono si dice venire ripieno, te che parlava i di- no, vigili ripieno. urbani a mettere Cioè, le transenne, ecco perché è il ripieno. I proprio. vigili lasciamoli tranquilli al loro infatti. lavoro. Però, certo, Vabbè. ci piacerebbe riempire, non ripieno che sembra una cosa Ma da infatti. mangiare, no? Ripieno, Non è la ecco, maniera- va bene. Empirlo, come si vabbè, dice. vabbè. Allora, E così è un ognolotto. così. quindi, sì, come te. Allora, adesso non entriamo nei dettagli, non si mettiamo a fare gli sfotti. ecco, allora Mao, abbiamo detto grandi ospiti, grandissime rubriche che tengo qui gelosamente, Infatti. è vero, Sì. perché Ma poi sono depositate dal notaio. E tra l'altro ci sarà anche, come dire, un piccolo ci potrebbe essere della suspense perché come vedete non c'è ancora Freedom qui questa sera. Sì. Potrebbe apparire, potrebbe non apparire. potrebbe apparire, potrebbe non apparire, noi siamo preoccupati perché ultimamente Frido lo vediamo e non lo Non vediamo. appare, non appare. Ci giungono voci. Intanto comunque è la stagione estiva, quindi lui diciamo in quella stagione lì è un po' E più fa il bagnino a Rimini. appunto. Stavo dicendo, scusi, cosa fa il bagnino? No, lui si lascia prendere, ha più inviti e gira di più l'Italia d'estate, in conferenze. gira, lui Vabbè, gira. allora gira lezioni. l'Italia, scusa, se prendi un impegno. E fai con la bicicletta fa il Ecco, giro d'Italia. no, diciamo la verità, Frido è quello che d'estate poi fa queste Cosa cose fa? che vende. Ah, ecco, sì, sono è un carine. hobby, E è le un spiagge le vende. È un le operatore vende del poi- proprio ingegno. Esattamente. Sono dei quindi bei poi lavoretti dei che bei noi- lavori, un po' come diciamo è tutto il programma, anche l'arredamento, lavoretto, ecco. sì. È un bel lavoretto. È un bel lavoretto. Dottore, se lei è d'accordo possiamo intonare una canzone per Sì, annunciare come almeno sempre, almeno quella. Questa sarà la Se canzone non me la che- stravolge, se non fa come che ha fatto canteremo. No, ma la sa memoria ha detto. prima. Sì. Questa sera a me piace sempre quando canto accompagnarmi da cantanti dilettanti. È chiaro, perché così fa una figura più diciamo fa una figura Va bene, più- ma mi passi una battuta no, anche ma ci lei. mancherebbe, ma poi che ci diavolo. mancherebbe. Va bene. Se lei è d'accordo proviamo a fare Sì, ha a che fare con Alice perché la canzone No. che abbiamo scelto è di Franco Battiato. Esatto, Franco Alice non c'entra niente. C'entra perché ha lavorato anche E cosa c'entra? anche- No, vabbè, c'entra, c'è in qualche c'entra. modo c'entra. Anzi, in qualche Sa- modo l'ha lanciata Battiato e addirittura lì veramente sembra lì che ci che è sia successo stata, qualche l'ha non come nel suo lanciata- caso dove lei ha solo lasciato insomma. Già Battiato è di bocca buona, almeno Ma non con, dica così, con- ma no, vabbè, cosa c'è? Ma, guarda, ma non sì, me lo poteva anche lanciare, è vero, un bidone dell'immondizia, voglio dire, Ma perché non dica così, non mi rovina la canzone, allora mi faccio concentrare che questa qua devo partire io che fa 1, 2, 3
stiamo provando, La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai, non rimpiangerle mai. Ma non finiva così. No, ma Va bene, decide tutto lui alla fine, deve fare i tagli. Vabbè, ho fatto un taglio perché ma non... ha fatto un taglio con l'accetta, non è un taglio, ha fatto praticamente ha fatto Una roncolata, a un certo ha punto, senza avvisare. Ma no, questo è stile Barry White. Ho voluto fare un finale Barry White. Ecco, è stile Barry White. Va bene. Questo è stile veramente. No, dottore, mi dispiace che ho voluto uscire in una maniera un po' più elegante, non ci siamo riusciti. Comunque il nostro pubblico. Vabbè, non ce ci lo siamo riusciti perdonerà. non per causa mia. Se lei no, fa venire anche basta. lo bue, come facciamo a essere elegante? Va bene. Chiaro, va bene. Allora diamo appuntamento tra poco più di un'ora, diciamo. Tra poco più di un'ora, perché noi adesso andiamo a cenare qui al Boffi. Vi aspettiamo anche voi, mangiate, bevete, divertitevi e poi 22 Vi aspettiamo. Ecco, è la Rossana, ecco, vi aspettiamo qui alle 22. E lei, la Rossana? La Rossana. Caramelle, la Rossana. Caramelle, la Rossana. Caramelle all'italiana. Caramelle alla Rossana. Caramelle alla Rossana, caramelle all'italiana, caramelle alla Rossana. Bella questa. questa la teniamo. Questo qui.